Sono Francesco Pavon, ho 26 anni e ho recentemente aperto una bottega di restauro in zona Cannareggio, in Calle Zancani 2424. Io mi occupo per l'appunto di restauro e di esposizione di antichità. Dopo aver studiato un corso triennale che mi ha preparato in quest'ambito, mi sono specializzato nel materiale legno e ho avuto modo di collaborare con alcuni restauratori del territorio e poi di assumere sempre di più autonomia in maniera tale da crearmi una rete di clientela privata. Ho deciso di specializzarmi nell'ambito ligneo perché nel corso degli studi ho capito che era il materiale che mi piaceva di più, e sia perché è un materiale sempre vivo, sia perché permette all'operatore di fare proprio un'indagine sul manufatto e sul materiale che è sempre nuovo, sempre diverso e decisamente stimolante. Terminati gli studi del corso triennale che mi ha preparato nell'ambito del restauro, ho avuto modo di collaborare con alcuni restauratori, ad esempio nel restauro della gondola che si trova nell'Androne di Carezzonico, oppure a Palazzo Ducale nella Sala dei Cuochi, che è un restauro che è stato recentemente portato a termine, o se no a Padova, a Palazzo del Bo, dove ho preso in subappalto un lotto dell'arredo progettato da Gio Ponti, che è stato recentemente restaurato in occasione degli 800 anni dell'Università di Padova. L'apertura di questa bottega apre le porte a una serie di progetti che ho in mente e che vorrei realizzare, tutti all'insegna di una collaborazione tra giovani artigiani che crei una rete e che possa proporre un'offerta stimolante per i residenti di tutte le età.